Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per le grandinate di luglio in Veneto, mentre nessuna notizia per il granchio blu. Nessuna notizia nemmeno per i centri per il rimpatrio dei migranti. La situazione è insostenibile. Zaia ripete che nell'immediato solo la distribuzione in tutta Europa può essere la soluzione. Un'Europa sempre assente. La prossima settimana in Veneto arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Penso che ospitalità comunque vada di pari passo con il termine dignità. Con questi numeri la dignità non si riesce più a garantire. 9.000 che stiamo ospitando in questo momento, arriveranno oltre 200.000 persone quest'anno in Italia e di queste 200.000 sappiamo che solo l'8% avrà riconoscimento dello status di rifugiato, molti sono migranti economici. Dall'altro anche penso che pensare al rimpatrio con questi numeri è come pensare di svuotare il mare con un secchio, visto e considerato che se fossero confermati questi numeri almeno 150.000 persone dovrebbero essere riaccompagnate una ad una in un volo d'aereo con le forze dell'ordine per poi essere rispediti a casa. La vedo dura, quindi bisogna che l'Europa scenda in campo e che si risolva il problema. Al momento noi non abbiamo nessuna proposta per un CPR. Il CPR che cos'è? Una struttura chiusa, di solito si prende una caserma per mettersi le persone che sono oggetto di rimpatrio obbligatorio. Al momento non c'è, al momento abbiamo un grosso problema perché abbiamo fin troppi migranti e i nostri CAS, i nostri centri di ospitalità sono stracolmi e soprattutto ricordiamo che di questo passo noi non siamo in grado di garantire nulla. Cioè noi siamo in grossa difficoltà visto e considerato che questi numeri sono insostenibili. Poi io sono abbastanza arrabbiato rispetto al ruolo dell'Europa, che è un'Europa che è totalmente assente, che è un'Europa che pensa di risolvere i problemi con qualche visita istituzionale, che è un'Europa che a tutt'oggi ha portato il tema dei ricollocamenti europei del famoso accordo a zero, non stanno ricollocando nessun migrante. Quindi l'Europa dovrebbe prendersi una quota parte di migranti che arrivano? No, l'Europa dovrebbe prendersi in carico il problema che non è un problema italiano, è un problema europeo. Lampedusa non è il confine d'Italia, è il confine dell'Europa. L'Europa non si sta occupando del più grave e grosso problema sociale che si trova ad avere oggi e che sarà e aumenterà l'ennesima potenza tra qualche anno.